Onorevole Salvatore Natoli, dall'esperienza della Cecoslovacchia possiamo trarre qualche indicazione per la Sicilia? La nascita della Repubblica Slovacca e la nascita della Repubblica Ceca senza un morto, un ferito, una bomba, è un fatto politico europeo di enorme importanza a cui andava dedicato più spazio e più commento di quanto è stato fatto sull'informazione televisiva e quella della carta stampata. Io ritengo che l'Europa, se tornerà ad essere un soggetto politico internazionale, faccio notare che dall'incontro di Eisenhower-Khrushchev negli anni 50, quindi è passato più di mezzo secolo, l'Europa a Camp David ha cessato di essere soggetto politico internazionale. A Camp David non c'era nemmeno l'Inghilterra. L'Europa unita, secondo me, sarà l'Europa degli Stati, l'Europa dei popoli, e o sarà questa Europa federale, nuovo soggetto politico sul piano internazionale, o sarà invece destinato a una decadenza di decenni o di secoli, come per secoli fu soggetto politico internazionale. L'esperienza dell'ex Cecoslovacchia, da te richiamata, se noi la mettiamo a confronto con quello che è successo nell'ex Jugoslavia, comprendiamo di più quello che io dicevo prima, il fatto di così tanta importanza. Perché la Jugoslavia, che non esiste oggi più, cessa perché si scontra quel disastro del dopo Versailles, dopo la prima guerra mondiale, quando finiti gli imperi centrali e l'impero ottomano, il genio politico di Clemenceau, il premier francese, che peraltro odiava l'Italia, fu l'artefice principale di creare questo mosaico di popoli da cui nacque la Jugoslavia, prendendo un pezzo dell'impero ottomano come la Bosnia, il Kosovo, un altro pezzo dell'impero austro-ungarico come la Slovenia, la Croazia, unita alla Serbia, e crearono questa Jugoslavia, la cui vita fu sempre molto agitata. Basta pensare anche al famoso attentato di Marsiglia, dove morì un ministro francese degli anni 30. Poi il periodo di Tito, dove il Partito Comunista fece un po' da amalgama a tenere insieme, e poi la tragedia del dopo Tito, perché noi oggi abbiamo la Repubblica Slovena, che nacque per prima, abbiamo la Repubblica della Croazia, la Repubblica della Bosnia, ma quanto sangue, decine di migliaia di morti, di feriti, centinaia di migliaia di profughi, fino a quelli del Kosovo. Ecco la grandezza della nascita della Repubblica Slovacca e della Repubblica Ceca senza sangue, perché qui sono nate le repubbliche nuove, ma a prezzo di tanto sangue, tante distruzioni. Ma tutto questo che cosa ci porta a dire? Che viviamo una fase storica, quella diciamo proprio presente, in cui i popoli antichi si riappropriano della loro storia, della loro identità di popolo. Se pensiamo che la Catalogna
per parte della Spagna, le Cortes spagnole, il loro Parlamento, e in Spagna vi è un re, non vi è una repubblica, hanno riconosciuto il diritto alla Catalogna di chiamarsi nazione. Io mi domando, ma la storia della Catalogna rispetto alla storia della Sicilia, mi pare che addirittura sarebbe anche minoritaria, ma nessuno in Italia pensa di proporre che la Sicilia ha diritto per la sua storia millenaria a chiamarsi nazione, e invece ne avrebbe pieno diritto. Abbiamo una realtà di stati europei profondamente diverse, di cui non c'è coscienza popolare, perché abbiamo una Germania che si diede alla struttura dei Lanzer dopo la fine della guerra ed è all'avanguardia. Abbiamo una Gran Bretagna dove previgenti come sempre gli inglesi hanno addirittura non solo il Parlamento scozzese, rispolverato il Parlamento gallese e la lingua gallese. Pensate che il Galles, mi dicevano, lo parlano in Gallia e nel Galles il 10% della popolazione. Ebbene, loro hanno già rispolverato, rimesso in atto, e vi è anche un movimento indipendentista in Scozia di cui avete letto sui giornali. Abbiamo quindi una marcia verso l'Europa degli Stati, l'Europa dei popoli, e abbiamo le posizioni invece di vecchi Stati europei profondamente retrogradi, come la Francia. L'ordinamento francese è napoleonico, con la centralità del potere a Parigi, e da cui l'Italia ha mutuato l'ordinamento monarchico, romanocentrico, eccetera. Quindi c'è da vedere come amalgamare questo. Ma questi paesi, se vogliono, devono rivedere le loro posizioni. Ed ecco che come la Francia, per esempio, ha il problema della Corsica, sono 120 morti negli anni in Corsica, il problema della Bretagna. L'Italia, ecco, alle autonomie, chiamiamole speciali, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Sardegna, eccetera, ma nella realtà nuova, ecco, dell'Europa, io credo che i fatti citati ci dicono che l'Europa, se sarà nuovo soggetto politico unitario, sarà come Europa dei popoli, come Europa federale, e in questo senso la Sicilia può avere un ruolo nuovo, importante e anche collegato alla sua storia.